Allora, amici bellini, un po' mi sono cambiato la maglietta di nuovo perché per voi è il giorno dopo, per me è ancora il giorno stesso. E non ho guardato Gattuso, non so che cosa abbia detto. Iscrivetevi anche se non lo leggete bene. E praticamente, niente, facciamo un'analisi dimenticandoci un attimo dell'arbitraggio. È difficile fare un'analisi dimenticandosi dell'arbitraggio perché, perché influenza parecchio e se tu non devi subire gol, ne devi fare uno, approcci anche bene, poi a un certo punto quella sblocca. Ci sono delle luci, delle lucine, voi non fateci caso. Ospina, primo gol non mi sembra che fosse colpevole, sul calcio è difficile prenderla, lo dovrei rivedere ma non mi è sembrato decisivo, coi piedi si è districato anche bene. Poca roba, insomma, il rigore, l'altro gol di Messi, insomma, veramente che poteva fare? Non si prende voto, non credo se lo debba dare. Di Lorenzo molto propositivo, specialmente nel secondo tempo, ha offerto la sovrapposizione a Politano, secondo me è una coppia che possiamo rivedere, specialmente nelle partite dove devi attaccare. Poi questa cosa che ogni tanto li troviamo più centrali, troppo accentrati e stretti, lui e Mario Rui, credo sia una direttiva di Gattuso che non sempre capisco e condivido. Per fare più densità al centro ci può stare, non lo so, però mi piacerebbe più vedere allargare la manovra, essere più ampi. Però per fare quello devi anche avere il centroavanti e quando questo è successo, quando poi è entrato Milik, c'è stata più proposizione sulle fasce, quindi credo che questa sia la chiave tattica perché li vediamo più centrati e poi devono rientrare. Insomma, è difficile giudicare il lavoro dei terzini. Rimanendo in tema di terzini, Rui è bene, cioè Rui, voti a parte, mi sembra stupido fare voti. I voti li faremo il voto, il pagellone di tutta la stagione. Oggi non è questione di voti, è questione di capire come i giocatori hanno approcciato questa partita e come l'hanno svolta, insomma, come hanno giocato. Rui mi è piaciuto, Rui ha fatto molte decisioni giuste, ha fermato Messi più volte che è capitato nella sua zona. Sul gol poi annullato a Messi per il tocco di mano, lui viene scavalcato dalla traiettoria, non salta molto, ma proprio quei centimetri. Il cross arriva proprio a Messi e lui sta un po' più avanti. Era difficile, serviva un miracolo là. Quindi per me Rui resta positivo. Quelli che non sono positivi sono i due centrali, Koulibaly e Manolas. Per quanto Manolas qualche intervento in chiusura buono l'abbia fatto, li ricordo, io riguardo la mia reazione anche per non perdere di memoria le cose che ti puoi dimenticare. Molti interventi di chiusura Manolas li ha fatti anche bene, poi ha fatto delle cose horror, tipo il passaggio alto, il retropassaggio ad Ospina alto, che lo mette in difficoltà, altre cose, insomma, teneva la palla, era in vantaggio sull'avversario, ha cercato un mezzo colpo di tacco invece che darla dietro facile, insomma, alcune scelte sbagliate, proprio la scelta sbagliata più che l'intervento sbagliato, e lì non mi va bene. Quello che proprio ci ha deluso ieri è stato Koulibaly. Koulibaly mi è sembrato presuntuoso, che è il suo difetto più grande perché poi tecnicamente, fisicamente ci sta tutto, e mi è sembrato presuntuoso come a dire adesso vi dimostro che voi non siete nessuno, che io sono all'altezza di giocarmela contro questi campioni, e hai pagato. Hai pagato perché il rigore è grave, è una cosa grave e poi si può decidere sulla scelta arbitrale si può decidere. Io sono una cosa è la reazione a caldo e una cosa è l'analisi. Si può decidere se Messi si mette lui davanti e quindi Koulibaly non guarda proprio l'avversario, guarda solamente il pallone, anzi Koulibaly sta guardando il compagno che dovrà ricevere il passaggio, però lì sei distratto, nessuno te lo chiama, tutto quello che vuoi tu, c'hai Messi dietro, non puoi non sentirlo e pensare che te la caverai. Messi con furbizia si è messo sulla traiettoria del passaggio e si è preso il fallo, quindi è stato bravo e furbo Messi. Dico Mertens perché la stessa cosa poi la fa Mertens dopo per il rigore del 3-1.
molto più fallo, se chiedete a me, ma forse perché sono tifoso del Napoli. Sono due rigori su cui si può discutere, si può discutere alla lunga. La tifosità poi può influenzare il giudizio, per quanto noi cerchiamo di essere obiettivi. Errore di Koulibaly, si dice tranquillamente. Ruiz male, primo tempo male, secondo tempo un po' meglio, ha proposto qualcosa in più, si è andato a prendere il pallone in difesa, è stato anche un po' più tosto nei contrasti, un poco di pressing, ma palla al piede sempre di una lentezza straordinaria. Irritante molto spesso, e il fatto che non possa scendere nemmeno dal letto con il destro è un limite grosso, e se molte persone stanno dicendo ma cedi Fabian invece di cedere Koulibaly, ma cediamoli tutti e due, facciamo 140 milioni e troviamone altri due che... lo sappiamo già che dobbiamo prendere, Moschella ce l'ha detto, prendiamo Wesley Fofana in difesa e poi un altro centrocampista, De Paul, chi volete voi, poi faremo dei nomi di mercato più avanti in questi giorni. Demme bene, a me Demme è piaciuto tantissimo, ha fatto il Franciflutti, si è proposto anche in attacco, qualche lancio, era un po' ovunque, e il Barcellona, diciamo, era marcato anche da Griezmann, quindi non era facile, ma mi è piaciuto più Demme che Lobotka, questo è grave, no? Perché il Napoli ha fatto un po' più di attesa nel primo tempo e poi nel secondo tempo la proposta, ma Lobotka non mi ha proposto, non mi ha illuminato. Il Barcellona si schiacciava anche, non ci dava profondità, bravi loro, però Lobotka non mi ha dato sensazione di essere superiore a Demme in questa partita. Zielinski, questo, il giudizio di Zielinski è... nel senso, non ha sbagliato molto, ma non ha nemmeno creato tanto. Non è questa la partita per giudicare il giocatore Zielinski. Ricordiamoci sempre che nei nostri giudizi noi non dobbiamo tranciare. Zielinski non è buono. No, in questa partita non è stato efficace, si dice. Il giudizio tranciante non va mai bene, perché poi guardi indietro nella stagione e che ha fatto delle ottime gare. Quindi 5,5 perché abbiamo perso, altrimenti sarebbe stato 6 se avessimo vinto, ma tanto è. Callecon purtroppo troppo male, troppo poco, troppo niente, e si è fatto stoppare con l'unica occasione che ha avuto, non propone, non difende nemmeno tanto, e purtroppo è un brutto epilogo per un giocatore che ci ha dato tanto in 7 anni. Speravamo nella favola del madridista, ma non è andata così. Mertens bene, ha pungolato i difensori avversari, ha fatto recuperi in difesa, non ha avuto molto modo di essere efficace sotto porta, però ha fatto un lavoro notevole, si è visto anche incrociandosi con Insigne ad un certo punto della partita. Insigne che merita anche lui un giudizio positivo, per quanto non potesse essere al 100%, ma ho visto che non si è risparmiato, è tornato indietro, ha aiutato, ha anche fermato alcune azioni del Barcellona, segna il rigore con freddezza, tenta qualche spunto. Non è scintillante, ma non è venuto meno. Questo è il mio giudizio su Insigne. Entra Elmas l'ho visto bene. Per esempio Elmas l'ho visto bene, e questo ragazzo meriterà più minutaggio l'anno prossimo, perché c'ha dribbling, è tosto fisicamente, e chissà che non possa alternarsi con uno tra Fabian e Zielinski e darci di più. Abbiamo visto troppo poco per dare un giudizio definitivo. Elmas ci piace, almeno a me piace. Lozano è vivace, ha preso anche il palo, si è mangiato un gol di testa, non era facile, non è il suo fondamentale, però è stato abbastanza anche, non dico pericoloso, però era lì. E come stesso dicasi per Politano, che mi è sembrato propositivo e vivace, ha tenuto almeno in apprensione il Barcellona nel secondo tempo. E poi Milik segna, cosa che dovevamo aspettarci quando poi ci sono i riflettori accesi, se uno non ha lo stimolo di farlo, quando poi ci sono i riflettori della Champions, sei sul mercato, quindi ti vuoi far vedere, e l'ho visto che ha come attaccato quel pallone, anzi troppa voglia ti fa andare in 2 centimetri di fuorigioco, e quindi purtroppo non abbiamo avuto modo di avvicinarci a un 3-3 che sarebbe stato un miracolo, ma purtroppo
non è avvenuto. Il Napoli esce secondo me a testa abbastanza alta, perché il Barcellona è una squadra di mostri, sono pochi, eravano pochi, qualche defezione, ma anche senza Busquets e Vidal tu hai De Jong, mamma mia, Rakitic, partitone. Sergio Roberto, sono tutti giocatori di statura internazionale. La palla a Messi ti viene il panico. Suarez sta sempre là e ti tiene in apprensione. Griezmann ha fatto lavoro anche di copertura. Semedo non si fermava più, una velocità incredibile, molto più importante in fase di proposizione, ma è stato anche molto veloce nel stare addosso a Insigne, non dargli spazio di girarsi. Grande partita. Piqué invalicabile, insomma, l'Anglais ha segnato spingendo, ripetiamolo perché spingendo, e Jordi Alba è uno dei migliori terzini in circolazione. Ter Stegen è dopo Neuer è il miglior portiere del mondo. Insomma, noi veramente speravamo di fare la partita noi. Il secondo tempo l'abbiamo anche fatto, quindi non riesco, per quanto a fine primo tempo sono stato male perché per come sono arrivati 3 gol. Però io non riesco a dare addosso a questa squadra, né a Gattuso. 6, io ho capito nel primo tempo c'è stato un passaggio forzato anche da Koulibaly, spesso il cambio di gioco sul terzino su Di Lorenzo molto più che su Mario Rui, perché si tentava di giocare su De Jong, che mezzala è meglio centrale De Jong, quindi sotto quel punto di vista c'era l'idea di Gattuso giocare su quella zona là. Non siamo stati in grado di creare troppi pericoli, e Gattuso va bene che poi ha provato almeno a cambiare modulo, questo lo vogliamo vedere perché devi dare di più, e il 4-2-3-1 è una cosa che si può fare con un attaccante migliore di Lozano, perché a un certo punto Mertens è andato dietro Lozano e chiaramente i due non si completano a perfezione. Il giudizio su Gattuso per me resta rimandato, dobbiamo vederlo iniziare dall'inizio e capire con i nuovi acquisti anche che tipo di Napoli può essere, anche tatticamente. E da New York Valerio Fluido è tutto. I juventini vedo che già si stanno divertendo sui video a insultare, merda, va bene, io un tempo li cancellavo, me la prendevo, ma adesso mi sono reso conto, dopo aver capito cosa è YouTube, che si vive anche di questo. Voi dovete venire e commentare, e quindi è un click in più per gli amici bellini e per il canale che cresce. Io vi ringrazio a prescindere sempre. Ci vediamo presto perché dobbiamo fare il pagellone di tutta la stagione e là dobbiamo capire per il futuro.